Allora, benvenuti a tutti gli amici giornalisti e giornaliste che si trovano qui. Siamo nella Sala degli Stemmi, è un luogo particolarmente evocativo, raccoglie la storia della nostra diocesi. Ogni stemma rappresenta un vescovo appunto della diocesi di Ceneda. Ci troviamo insieme quest'oggi per questo momento di incontro con il vescovo Riccardo e la stampa. E il significato di questo incontro vuole essere un momento di conoscenza reciproca, la condivisione delle prime impressioni della sua presenza nella nostra diocesi e anche un momento di riflessione per quel che riguarda la giornata delle comunicazioni che si è tenuta proprio il 1 giugno, domenica scorsa, solennità dell'Ascensione. Ecco, su questo Monsignor Riccardo Battocchio a breve ci dirà qualcosa. Dico anche come funzionerà questa nostra conferenza stampa, questo incontro con la stampa. Ci sarà un momento di riflessione introduttiva del Vescovo Riccardo, poi ci sarà lo spazio per la conferenza stampa, le domande che ciascuno di voi potrà porre. Inviterei a porre gli interrogativi e le domande dal posto, magari alzando un po' la voce in modo che possa essere sentita anche dai microfoni della tenda TV che ci sta trasmettendo in diretta. Passo subito anche a presentare le presenze dei giornalisti e delle testate che sono qui oggi. Comincio dal sottoscritto, Don Alessio Magoga, direttore dell'Azione e di Radio Palazzo Carli. Con noi c'è anche Federico Citron, redattore del settimanale diocesano L'Azione. Federico Campo Dall'Orto della Tenda TV che ci sta mandando in onda. Beatrice Zabotti di QDP News, che è stata online. Claudia Borsoi del Gazzettino. Emanuela Daros, direttrice del Quindicinale e Oggi Treviso. Luca Forlani di Rai 1. Francesco Dalmas della Tribuna di Treviso. Gabriella Basso di Telechiara e Pio Dalcin freelance. Ecco, questa un po', mi pare che non ho dimenticato nessuno, dovrebbe esserci anche qualcuno del Corriere del Veneto che ci raggiungerà magari cammin facendo nel corso di questa nostra conferenza stampa. Ecco, Monsignor Riccardo Battocchio, lascio a lei la parola. Anzitutto per salutare, dire buongiorno, benvenuti, benvenute a tutti e a tutte. Un grazie in generale per il prezioso servizio che gli organi di informazione fanno nella comunità delle persone e un grazie più specifico, particolare per come gli organi di informazione, in particolare quelli legati al territorio, alla diocesi e al territorio, hanno accompagnato l'arrivo del nuovo vescovo nelle diverse fasi, l'attesa del nome, poi dopo la pubblicazione del nome, qualche intervento, qualche anche intervista che è stata possibile realizzare e il momento dell'ordinazione. Quindi grazie, perché ho ricevuto anche da persone anche fuori dalla diocesi dei riscontri interessanti e positivi sul modo in cui la comunicazione ha coperto questo evento. Poi so che inevitabilmente a mio riguardo, come riguardo ad ogni nuovo vescovo, ci sono attese di tipo diverso dall'interno della comunità ecclesiale, da chi la guarda un po' dal di fuori, dall'esterno, con curiosità, perplessità, preoccupazioni varie. So bene che l'attenzione nei giorni precedenti e seguenti il mio arrivo è stata attirata dai fatti e dai discorsi collegati al monastero di San Giacomo di Veglia. Ho anche il sospetto vago che qualcuno di voi mi farà una domanda su questa vicenda. Preparatevi se non l'avete in mente. Ecco, io sto muovendo letteralmente i primi passi, proprio i primi passi, letteralmente con le gambe e con l'auto, in questa diocesi che conoscevo per frequentazioni, non vengo da tanto lontano, però ora devo imparare ad abitare. Ecco. Cercherò, come ho detto fin dall'inizio, proprio il giorno stesso della nomina, di abitare
questo territorio con la mente, con il cuore e anche con le gambe. Il mio tempo ora, potete ben immaginare, è piuttosto concentrato e dedicato a incontrare persone e comunità. Nelle celebrazioni liturgiche ho cominciato con le cresime, poi con la bella celebrazione dell'ingresso del secondo cosiddetto ingresso a Oderzo, e poi qualche momento di condivisione proprio semplice, chiacchierate, oppure condivisione più formale, come è stato ieri con gli uffici e servizi pastorali della diocesi, come sarà domani una giornata di fraternità con il presbiterio. E poi anche i dialoghi informali, che a volte sono quelli che permettono di più di percepire anche la situazione. Nei prossimi mesi, cioè giugno e luglio, avrò cura in particolare di incontrare il presbiterio, cioè i preti, nelle 12 foranie della diocesi, con momenti comuni e proprio anche con l'incontro personale, dedicando del tempo a ciascuno. Capite che c'è il vantaggio di essere nei mesi estivi, che per certi aspetti sono distesi, ma gli appuntamenti saranno molto molto concentrati. Questa conferenza stampa è anche l'occasione per ricambiare in qualche modo, se è possibile, il vostro impegno di comunicazione con un piccolo dono. Vedete qui sul tavolo ci sono dei volumetti. Li abbiamo procurati proprio come dono, se lo desiderate, se lo gradite. È una raccolta di commenti al messaggio che Papa Francesco ha pubblicato in occasione della 59esima giornata mondiale della comunicazione sociale, che si è tenuta appunto il 1° giugno, solennità dell'Ascensione. Da anni, appunto 59 anni, c'è questa iniziativa promossa dal Santo Padre, e abbiamo anche un messaggio. E in questo volumetto, oltre al messaggio di Papa Francesco, ci sono anche dei commenti. Ecco, non vorrei dare l'impressione di voler fare una lezione ai giornalisti, non è questo lo scopo di una conferenza stampa. Io tendo un po' a fare lezioni per esperienze prolungate nel passato, ma non è questo il contesto. Ecco, vi suggerisco di leggere il messaggio, non è molto lungo. Il titolo è "Condividete con mitezza la speranza che sta nei vostri cuori". Cioè, al centro del messaggio c'è il richiamo alla virtù della mitezza. Beati i miti, ha detto qualcuno. La mitezza come condizione per una comunicazione capace di dare speranza, di sostenere la speranza. E penso ricordiate come Papa Leone XIV, poco dopo essere stato eletto, apparso sul balcone della Basilica di San Pietro, ha parlato di una pace disarmata e disarmante, e poco dopo, il 12 maggio, parlando proprio agli operatori della comunicazione, ha ripreso la stessa idea, riferendola però alla comunicazione, una comunicazione disarmata e disarmante. E mi permetto anche di aggiungere disarmata per essere disarmante, cioè in questo senso, per aiutare a non affrontare i problemi che ci sono, con l'idea che facendo fuori qualcuno, a parole o con i fatti, sia possibile trovare una soluzione reale ed efficace ai problemi. Quindi, una comunicazione disarmata e disarmante. E che in questo libretto non c'è solo il messaggio del Papa, ci sono anche alcuni commenti al messaggio. Uno, ad esempio, l'ha scritto Gino Cecchettin, il padre di Giulia, un commento sull'uso delle parole nella comunicazione. E anche un premio Nobel ha scritto un commento e ha chiesto anche a me, prima ancora di sapere di essere nominato vescovo, hanno chiesto questo commento al messaggio che era stato preparato in precedenza, e quindi trovate anche a pagina 63-72, se volete, un mio commento al messaggio. Io ho cercato di collegare con la mia competenza un po' di insegnante di teologia, comunicazione, speranza e mitezza,
invitando a muoverci nello spazio che non è comodo, ma che va tutelato con pazienza e umiltà, che sta tra l'irenismo di chi sembra non essere consapevole delle ferite e delle chiusure che segnano la storia degli umani, e il realismo talvolta un po' cinico di chi non sa fare altro che prendere atto delle cose così come stanno, senza cogliere le possibilità di bene che anche in situazioni complesse e conflittuali sono offerte a ciascuno. Quindi ecco l'invito e il dono, poi dopo, se per caso non bastano, magari potete chiedere a Don Alessio e cercheremo di procurarne altre copie. Ora sono disponibile per le domande, do la parola a Don Alessio. Tempo ci ha raggiunti anche Elena dal Forno, quindi siamo al completo rispetto ai nomi che si erano accreditati per questa conferenza stampa. Direi di procedere così, ci diamo un tempo massimo, direi mezzogiorno, non oltre, sì. E inviterei magari a fare un primo giro di domande, e ciascuno dal posto può, alzandosi in piedi, così è più visibile, dicendo il proprio nome e cognome e la testata che rappresenta, porre una domanda al Vescovo Riccardo. Facciamo che si risponde subito, sì, meglio così, ad ogni domanda si risponde. Quindi a voi la parola, dal posto dove vi trovate potete porre il quesito che desiderate. Allora, parto io a questo punto, ti voltare in piedi. Allora, Gabriella Basso, per è chiaro. Via il dente, via il dolore, direi di partire subito dalla cosa spinosa che già lei ha accennato prima, cioè la questione delle suore di clausura e la fuga, insomma, è stata battezzata da tutti così, ritenuta da tutti così, ha avuto tempo, modo di vedere questa situazione, di prenderla in mano, insomma, qual è il suo pensiero, così togliamo subito via il problema. Chiaramente non improvviso neanch'io, perché un po' mi sono preparato a questa domanda. Prendere in mano, lei ha usato questa espressione, non è compito della diocesi e del suo vescovo prendere in mano questa situazione. La diocesi è già intervenuta, se siete qui vuol dire che avete letto almeno il comunicato del 2 maggio, e quindi prima del mio ingresso, e non ho visto finora ragioni per cambiare orientamento rispetto a quello che era scritto in quel messaggio, in quel comunicato, dove si ribadisce, e anch'io ribadisco, la piena fiducia nell'operato del Dicastero per la vita consacrata e per le società di vita apostolica. Il Dicastero, cioè, vuol dire l'organismo della Curia Romana, vuol dire il Santo Padre, perché questo Dicastero è uno strumento di cui il Santo Padre si serve nell'esercizio del suo ministero a servizio della Chiesa universale. Quindi il Dicastero, in quanto espressione del Santo Padre, ha competenza sui monasteri come quello di San Giacomo di Veglia. Non è un monastero soggetto direttamente al Santo Padre e quindi non al Vescovo diocesano. Ci sono realtà nella diocesi che sono dipendenti direttamente dal Vescovo, altri che per motivi storici, per motivi giuridici canonici sono competenze direttamente del Santo Padre. E in questo momento nemmeno l'ordine cistercense, a cui appartiene il monastero, ha una competenza diretta dal punto di vista giuridico, perché, come sapete, il Dicastero per la vita consacrata ha affidato la cura del monastero a una commissaria che risponde direttamente al Dicastero, ossia al Papa, e che è attualmente Madre Marta Driscoll. E l'ordine cistercense si è espresso anche in maniera molto chiara sulla vicenda con un comunicato del 15 maggio scorso, precisando anche le reciproche competenze. Quello che posso dire, ecco, quello che ho cercato di verificare in questi... Capite, sono stato ordinato il 25 maggio, siamo al 4 giugno. Chiaramente mi sono occupato anche di questa cosa, ma nei tempi, nei limiti delle mie competenze e
della possibilità che un povero Cristo come il Vescovo ha. Quello che ho appurato, e che posso dire, e che sono anche contento di poterlo dire, è che l'ordine cistercense e il dicastero, dove il dicastero oggi ha la competenza diretta, non hanno mai voluto chiudere il monastero. Questo mi è stato assicurato. Le visite precedenti nei due anni, con le varie vicende che potete leggere nel comunicato sia della diocesi che dell'ordine cistercense, erano tutte volte per aiutare la comunità a vivere meglio in situazioni con difficoltà, di problemi su cui io non entro perché appunto non è mia competenza e non ho voluto indagare, non è mio dovere in questo momento. Se non mi chiedono nulla dal dicastero non faccio nulla. Le visite appunto erano pensate in vista di affrontare dei problemi che c'erano, problemi di ordine anche di relazioni personali, di vita monastica, ma non lo so. So che a Suor Aline, alla ex abbadessa, era stato chiesto di andare temporaneamente in un altro monastero per un'esperienza ulteriore di vita monastica in un'altra comunità, per approfondire anche la sua formazione, come è normale che accada. Non era una punizione, era un'offerta di aiuto, di accompagnamento, di studio rivolta a lei personalmente. Questo è quello che ho potuto appurare. Ora, mi sono informato anche sulla realtà effettiva, come stanno le cose oggi al monastero di San Giacomo di Veglia, al monastero dei Santi Gervasi e Protasio. Ora, mi dicono, le persone che ho interpellato, non sto qui a rivelare le fonti, ma potete anche immaginarle, che le sorelle che ora sono in monastero vivono i ritmi dell'esperienza monastica, ora et labora, con una relativa serenità, relativa nel senso che in relazione a un tempo che non sarà tanto facile anche per loro. Mi dicono che hanno accolto la commissaria Madre Marta Driscoll come si accoglie una madre inviata da chi ha cura del monastero. Quindi continua a essere luogo di preghiera, di lavoro. C'è la disponibilità, mi è stato assicurato, di accogliere le persone che intendono rivolgersi al monastero o intenderanno rivolgersi al monastero. È chiaro che questi tempi non sono stati semplici. Attualmente al monastero vivono 12 monache. Una, purtroppo, in questo momento sta in una casa di riposo in seguito a un ictus, quindi a un ictus. Quindi per motivi di salute è in casa di riposo, quindi 12 più una. In passato recente sono state allontanate 4 sorelle che, da quello che mi si dice, torneranno in tempi abbastanza brevi in monastero, non quelle che ora sono a San Vendimiano. 4 che sono state prima allontanate torneranno in monastero. Poi, ecco... Sì. Le 4 monache che avevano mandato la lettera a Papa Francesco. Ecco, non so se sono state loro, non so. Questo so che ci sono state 4 monache, non so, che hanno avuto questa vicenda di allontanamento, e quindi però su questo non ho chiesto e non mi sono informato. E quindi la prospettiva di queste 4 è che tornino in monastero. Ricordo anche, e questo non lo sapevo, l'ho scoperto che al monastero di San Giacomo di Veglia è affiliata anche una comunità ad Agrigento, come capita ai monasteri. C'è un monastero principale che cura anche una comunità dislocata altrove. Ad Agrigento c'è una comunità di 4 monache e una delle monache di San Giacomo di Veglia è stata inviata ad Agrigento proprio come superiora della comunità. Cosa altro? Ecco, un'altra cosa che ho cercato di capire è come si intende proseguire quella relazione che mi sembrava essere abbastanza intensa con alcune organizzazioni sociali presenti nel territorio che avevano attivato
delle iniziative, in particolare con ragazzi con disabilità, e anche il giardino terapeutico per persone affette da sindrome dello spettro autistico, da autismo. E ho appurato che da parte della commissaria e delle sorelle del monastero non c'è nessuna volontà di smettere queste iniziative. Sono in contatto con le organizzazioni sociali che hanno attivato questo, e quindi nei tempi e nei modi che saranno più opportuni si continuerà. Quello che posso dire, questo non è vero, come anch'io ho sentito e ho letto, non è vero che l'ordine o la commissaria o il dicastero ritiene che queste iniziative siano inadatte alla vita monastica tradizionale. Non è questo il motivo per cui non sono queste iniziative che hanno creato la situazione in cui il monastero è venuto a trovarsi. Chiaro che la domanda è anche sulle sorelle, sulle persone che con l'ex abbadessa Aline si sono trasferite a San Vendemiano. Io su questo posso dire hanno fatto una loro scelta e io non entro in merito ai motivi di questa scelta. Non è mia competenza entrare in merito alle ragioni che hanno portato queste sorelle a andare nella casa, le cose, le notizie che io so quello che la stampa ha pubblicato. Mi permetto, e questo sì, mi permetto proprio con spirito paterno, ho ricevuto attraverso altre persone l'invito che ho accolto a assumere nei confronti di queste sorelle un atteggiamento paterno e la disponibilità, cioè ho fatto anche giungere attraverso queste persone alle sorelle, non so se il messaggio è giunto, l'invito a tanto la disponibilità a incontrarle nei tempi, nei modi in cui sarà possibile. Adesso non so prevedere quando, però la disponibilità c'è, come nei confronti di tutti. Ha iniziato il lavoro anche, dopo lo dirà forse anche Don Alessio, l'addetta alla segreteria del Vescovado, quindi del Vescovo, e il Vescovo è già sommerso da richieste di incontri più o meno urgenti, quindi mi permetterò io di valutare anche tempi e momenti per un incontro, l'incontro che il Vescovo è chiamato ad avere con le persone che a lui si rivolgono, chiaramente tenendo presente che il Vescovo è una persona che ha tutti i suoi, deve imparare, è un principiante vescovo, quindi potrebbe anche sbagliare, spero di non fare danni grossi e soprattutto danni volontari. E quindi direi una cosa, mi permetto, perché immagino che quello che sto per dire forse attirerà anche un po' di attenzione. Mi permetto di dire, di osservare, al di là delle intenzioni che non giudico, perché c'è una sfera anche molto personale, quella che noi chiamiamo la coscienza delle persone, l'interiorità, l'intimità, sulla quale io, come nessun altro, può entrare, nell'intimità della coscienza. Ci sono, proprio anche alla luce del messaggio di Papa Francesco e della ripresa che ne ha fatto Papa Leone XIV nell'udienza del 12 maggio, mi permetto di osservare che il modo di comunicare che vedo attuato da parte di chi ha scelto di uscire dal monastero non mi sembra disarmato e disarmante. Ripeto, salvo l'intenzione, salvo l'intimità della coscienza, non mi sembra, vuol dire che da quello che capisco io, da quello che ho visto e ho letto, in questo momento, dalle informazioni che ho, non mi sembra di poter descrivere questa modalità di comunicazione, una scelta, però non mi sembra che proprio vada in linea con
questo invito a un modo disarmato e disarmante di comunicare, dove, ripeto, disarmante, disarmato non vuol dire che usa delle armi, cioè, le parole a volte sono più, sapete bene, pesanti delle armi. Ora, alle sorelle che hanno scelto di vivere e che hanno trovato ospitalità a San Bentemiano, in quella casa, io mi limito a dire che da quello che capisco come vescovo principiante, ma insomma un po' di senso di chiesa credo di averlo maturato in questi anni, spero di averlo maturato nei vari incarichi che ho avuto, dal modo in cui io penso che debba essere la vita della Chiesa. Ecco, mi limito a dire che se davvero desiderano vivere l'esperienza monastica secondo la regola di San Benedetto alla scuola di San Bernardo, cioè lo stile cistercense, un monachesimo che ha una sua connotazione particolare, che ha una sua storia, che ha anche delle sue regole. La vita monastica è fatta appunto di regole. Ecco, se c'è questo desiderio, sentita anche la commissaria Madre Marta, e su questo ho chiesto appunto anche a lei prima di potermi pronunciare in questo modo, se c'è questo desiderio è auspicabile il loro ritorno al monastero nella comunione con la Chiesa, che si esprime anche in maniera molto concreta nell'accogliere e seguire con le opportune procedure le indicazioni del Dicastero per la vita consacrata e società di vita apostolica. Non c'è una chiusura in questo senso, non c'è uno spirito di vessatorio in nessun modo, si tratta di seguire delle indicazioni che permettono alla comunità di vivere secondo la regola di San Benedetto, secondo gli insegnamenti di San Bernardo e la tradizione lunga e gloriosa dell'ordine cistercense. Questo è quello che posso dire in questo momento. Sulle intenzioni, ripeto, questa è una cosa che ci tengo un po', sulle intenzioni di chi è coinvolto in questa vicenda io non entro in merito. Ciascuno valuterà, si confronterà, si prenderà del tempo, come anch'io intendo prendere del tempo prima di fare una valutazione anche un po' più legata alle persone, alle vicende, nei limiti, e qui torno, nei limiti della competenza che è del Vescovo, una competenza che non è in questo caso giuridica, canonica, è la competenza pastorale che un Vescovo ha nei confronti di ogni realtà presente nella Chiesa locale che gli è affidata. Ecco, se c'è qualche altra domanda più puntuale e se posso rispondere, perché di ciò che non sono informato, evidentemente non posso rispondere, come diceva. Ecco, una cosa che mi permetto di dire, però sappiate che nella Chiesa di Dio che è a Vittorio Veneto non c'è solo il monastero di San Giacomo di Veglia, che chiaramente fa notizia, però c'è anche molto, molto altro. Stamattina sono stato a incontrare velocemente e a celebrare la messa con le persone, alcune persone, le operatrici e anche di Casa Mater Dei. Ecco. Per dire una realtà che non conoscevo, che ho scoperto quindi essere un tesoro prezioso come attenzione alla vita in maniera molto concreta, non a parole o con slogan, ma proprio un'attenzione alle persone, alle mamme, ecco, per dire una cosa ma ce ne sono molte altre. Se c'è qualche altra domanda? Sempre rispetto alla vicenda delle monache, siccome ho avuto modo di parlare con alcune di loro, di intervistarle, le accuse che hanno mosso nei confronti dell'abate generale e anche di Madre Marta sono
dice che l'abate generale avrebbe rimossa perché è troppo giovane, troppo bella, una frase assurda a mio modo di vedere, ma che ha detto Madre Aline, come però anche altre suore è stata confermata questa versione dei fatti, che avrebbe poco a che fare con l'ambito religioso, e Madre Aline racconta anche che sarebbe stata costretta a rinunciare ai voti, quindi non una volontà di andare da un'altra parte, ma quasi una costrizione. E poi faccio l'ultima parte della domanda rispetto alla chiusura del monastero di San Giacomo di Veglia. Il passato dell'abate generale racconta che sono stati già chiusi altri monasteri, quindi forse questa paura ha delle fondamenta, delle basi su cui poggiarsi, visto il passato. L'abate generale, che intervistato da una collega di Mediaset, ha detto: io mi sono limitato a celebrare i funerali di monasteri che erano già morti, che insomma mi sembra una frase, però ecco, il dato di fatto è che dei monasteri da lui sono stati chiusi, quindi forse la paura è legittima. Sì. Rispetto all'ultima domanda, ribadisco quello che ho detto prima. Le informazioni che io ho dicono che non c'è questa intenzione. Ogni caso è diverso. Ogni caso ci sono strutture, istituzioni che per vario motivo non ha più senso che continuino a esistere perché nascono in contesto, anche nelle diocesi. Non è una cosa, ecco. Però rispetto al caso concreto io posso dire quello che mi è stato assicurato dietro mia richiesta anche, che non c'è la volontà di chiudere il monastero. Personalmente, da quello che capisco anche dai numeri che vi ho dato, appunto non avrebbe molto senso. Però, rispetto alle altre, le prime, io dico, ciascuno è responsabile di quello che dice, se ci sono accuse vanno rivolte agli organismi terzi che possono eventualmente giudicare. Io non posso, appunto, è questo, non posso valutare la pertinenza di queste accuse. Ci sono, appunto, la Chiesa vive anche di istituzioni che permettono poi un confronto con tutti i loro limiti, però se ci sono delle istanze a cui rivolgersi eventualmente nell'ambito della vita monastica, nell'ambito della vita ecclesiale, se è il caso anche, però bisogna essere un po' attenti a questo, nell'ambito del diritto che regola i rapporti sia nella Chiesa e poi il diritto anche civile, su cui, quindi se ci sono accuse in questo senso non è ecco, ripeto, legittima la pubblicità, legittima, ma non è che aiuti molto una denuncia fatta su mezzi di comunicazione senza possibilità di un reale riscontro, come capita nei talk show, insomma. Ecco, però non so, appunto, non entro in merito ai contenuti, rispetto allo stile, secondo me andrebbe un po' ripensato. Solo per capire se io ho capito c'è stato un allontanamento delle queste suore da quella che era la regola della vita monastica, perché lei ha detto siamo pronti a raccoglierle nel momento in cui insomma c'è anche un rispetto, quindi c'è stato un allontanamento di quello che era le regole appunto della vita monastica, ora che lavora e anche un determinato tipo di Adesso, appunto, se c'è stato un commissariamento, ecco, io tutto posso pensare nella vita, non riesco a pensare che un commissariamento di un monastero, come ci sono stati commissariamenti di altre istituti, di associazioni di fedeli, avvenga a cuor leggero. Dall'esperienza poca, ma neanche così poca che ho, mi pare di poter dire che quando si interviene con un commissariamento, cioè con un momento in cui si sospende quella competenza specifica del soggetto che ha un
propria autorità su un ente e si interviene da parte di un ente superiore, in questo caso la Santa Sede, i motivi in genere ci sono. Non sempre, ecco, attenzione anche qui, non sempre i motivi sono resi pubblici, perché c'è anche una sfera privata, quella che nell'ambito del diritto canonico o della teologia morale si chiama il foro interno. Ci sono delle situazioni che non sono sempre rese pubbliche per il rispetto delle persone, per il rispetto di eventuali terzi coinvolti. Quindi io credo che se c'è stato questo commissariamento è stato perché i problemi erano reali. In genere, se non c'è un pronunciamento, se non c'è un giudizio esplicito, questi percorsi hanno un carattere terapeutico, non punitivo, servono per aiutare a ritrovare in contesti complessi quella ispirazione che regola la vita monastica. Poi gli esiti possono essere diversi, ma questo va nel tempo. Come sappiamo, ci sono stati istituti di vita consacrata che hanno avuto commissariamenti con esiti diversi, alcuni hanno ripensato il loro carisma, la loro struttura, non faccio nomi, ma chi conosce. Altri sono stati chiusi, proprio anche pochi mesi fa, se conoscete un po' le vicende del Perù o di altre, c'è stata proprio la chiusura di strutture che si erano rivelate non all'altezza della missione che era propria. Quindi questo posso dire, ma sui particolari proprio non entro, non ho... Sulle suore, eccellenza, si potrebbero fare 100 domande, no? Ma non è questa la differenza standard per ulteriormente approfondire questo argomento. Le volevo chiedere invece, anzi, prima volevo ringraziarla perché per la conferenza stampa, perché si presenta così di persona e non manda i pizzini televisivi come altri magari a Roma sono soliti fare. No, spero che questa prassi possa continuare. E una domanda volevo fare a proposito di una affermazione ieri della CEI. La CEI invita ad andare a votare, lei quindi domenica immagino che andrà a votare, e se ce lo spiega, non per chi, ma perché, e anche nella prospettiva delle prossime elezioni regionali, quindi del rapporto che la Chiesa diocesana deve avere con la politica, lei quali idee ha in sostanza? Rispetto al referendum di domenica prossima, io dico, personalmente sono sempre andato a votare a qualsiasi consultazione. Forse una, per qualche motivo, ma credo per cui la mia tessera elettorale è piena di timbri, perché lo ritengo il minimo di una partecipazione responsabile alla vita civile. Insomma, abbiamo avuto in eredità questa possibilità, non ce la siamo guadagnata noi, qualcuno ha patito, ha sofferto molto per dare la possibilità a noi di esprimerci con il voto rispetto a cose molto importanti, rispetto a cose forse meno importanti. Ecco, chiaramente per un referendum so che le possibilità sono diverse, chiaramente non è la stessa cosa un'elezione politica, un referendum ha delle dinamiche specifiche, però è sempre una possibilità che abbiamo per esprimersi. Ci si può esprimere con il non voto, sappiamo, altrimenti non ci sarebbe il quorum, e ci si può esprimere votando sì, votando no, astenendosi, non prendendo la scheda. Abbiamo sentito votando sì a 1 e 4 no, 3 sì, no. Ecco, quello che mi sembra di poter dire, ma come vescovo e anche come formatore un po', perché questo è che ogni scelta, quale che sia, quindi dal non andare a prendere posizione rispetto ai quesiti referendari, dovrebbe essere fatta con un minimo di consapevolezza, cioè, quindi non per pigrizia, non per indifferenza nei confronti della cosa pubblica,
non per un nobile distacco, perché di queste cose io non voglio occuparmi perché devo pensare ai massimi sistemi. Sono diverse possibilità nel caso concreto. L'auspicio di un pastore, di un vescovo, di un formatore è che ciascuno faccia una scelta in maniera consapevole. Consapevole vuol dire che sapendo che ogni scelta che fa ha delle conseguenze e quindi valuti un po' se le conseguenze della sua scelta sono in ordine al bene della comunità oppure rischiano anche di non aiutare la vita della comunità. Quindi rispetto al referendum di domenica prossima, ecco solo l'auspicio che ciascuno faccia una scelta minimamente consapevole. Il rapporto che avrà con la politica, con le istituzioni. Lei arriva da Bassano, lei è nata per Bassano, Vittorio Veneto, quindi siamo nel profondo nord-est, no? Sì, ecco, è un nord-est che è cambiato tantissimo negli anni. Io appunto vengo da questo territorio, l'ho visto cambiare. L'esperienza romana mi ha un po' distaccato dal contatto diretto con anche prima non è che avessi contatti diretti se non col mondo della cultura, della società, più che col mondo della politica. Cercherò di fare quello che è chiesto a un vescovo, cioè di sollecitare la comunità cristiana ad assumersi la responsabilità nei confronti anche di scelte che poi incidono sulla vita comune, cioè non prendo posizione chiaramente a favore di una parte piuttosto di un'altra, ho qualche visione della realtà, ma è una visione che in questo momento ha proprio bisogno di conoscere meglio, perché ecco, se qualcosa posso dire è che veniamo da un tempo in cui forse le polarizzazioni si sono accentuate, anche lo scrivo nel commento che ho fatto al messaggio, siamo molto condizionati da un clima di polarizzazioni, l'uso anche degli strumenti di comunicazione ci sta cambiando tutti, quindi viviamo passaggi delicati, però abbiamo bisogno anche del tempo di fermarci un po' per capire com'è la realtà, quali sono le reali domande del nostro tempo, come rispondere. Ecco, io cercherò per quanto è possibile di essere attento a questo. So che in diocesi ci sono realtà molto presenti nella vita della comunità civile, con un'istanza evangelica, non per contrapporsi ad altri soggetti che hanno altre competenze. Penso a tutto il cammino della pastorale sociale del lavoro, le settimane sociali, le scuole di formazione sociale, ecco, dove la Chiesa interviene per formare coscienze che poi faranno scelte diverse. Ormai su questo credo ci sia una relativamente serena accoglienza del fatto che è possibile essere parte di una stessa comunità, la Chiesa, avendo anche idee diverse sugli strumenti che possono essere adottati in vista del bene comune. Spero che per tutti l'obiettivo sia il bene comune, non la difesa di interessi di parte in maniera esclusiva. Gli interessi ci sono, non siamo ciascuno valuta le cose anche in base alle conseguenze che hanno su se stesso, quindi diciamo i propri interessi. Quello che sarebbe auspicabile è che uno valutasse non solo i propri interessi. Ciascuno, lo dice anche Paolo, cerchi non solo il proprio interesse, ecco. Quindi se la comunità cristiana interviene è proprio per fare in modo che, sapendo che gli strumenti possono essere diversi, ma c'è il bene delle persone, della singola persona, perché ogni persona ha una dignità infinita e va rispettata come tale, il bene della comunità civile che chiede anche scelte, a volte anche compromessi nel senso della ricerca del bene possibile, non semplicemente di un ideale
rispettabile, ma a volte non adeguato alla realtà del qui e ora. Ecco, quindi ci impegniamo, io sono, lo dico, forse contento di essere una realtà diocesana che ha questa caratteristica, idealmente collegata anche alla figura splendida del beato Giuseppe Toniolo, che su queste cose penso ha ancora molto da insegnare, e quindi sapere che c'è questa attenzione al territorio, alla società, dove la Chiesa non è un soggetto che si contrappone, però tante cose devo impararle, devo conoscere, perché poi alla fine si tratta di persone più che di idee. Siamo vicini alle ore 12, magari ancora se c'è una domanda, 1 o 2 al massimo. Beatrice Cudipignos. Sì, Beatrice Zavotti Cudipignos, intanto grazie di nuovo per questa opportunità della conferenza stampa. Ha accennato alle novità che riguardano i mezzi di comunicazione. Le chiedo, lei social network li usa, li conosce e che cosa pensa che siano in qualche modo un ausilio pastorale? Seconda cosa al volo, in questi ultimi tempi è stata adottata qui in diocesi una riorganizzazione a livello di unità pastorali. Lei continuerà in questo senso o pensa di cambiare questa direzione? Grazie. Rispondo brevemente perché potremmo fare delle conferenze su questo. Personalmente non sono particolarmente social, ho detto qualche volta, mi preoccupa più essere socievole che social, cioè vorrei essere un po' socievole, non sono, ma per un motivo molto semplice, perché il tempo è prezioso, il mio tempo è, come quello di ciascuno, è un dono grande da curare. Io ho 63 anni, quindi non avevo tanto tempo davanti a me, anche come vescovo, una dozzina d'anni, se la salute tiene, se il buon Dio mi preserva dal male. Ma ecco, non vorrei occupare questi 12 anni a chattare, quindi li uso. Ecco, so che ci sono, però ecco, quello che deve fare un vescovo, secondo me, in questo momento, in questa realtà, dopo gli altri faranno quello che vogliono, o che ritengono opportuno, è quello di magari promuovere, sostenere, animare coloro che in diocesi si occupano dell'informazione, a partire dall'ufficio stampa, il giornale diocesano, le altre realtà, fare in modo che ci sia un'informazione di qualità. Non attendetevi da me interventi su X o quantomeno su Instagram. So come funziona, mi informo, ho letto qualcosa. Ecco, se volete anche nel commento al messaggio faccio riferimento anche a un interessante testo che potrebbe essere utile su questo tema. Si chiama La fattoria degli umani, evocazione da Orwell. La fattoria degli umani, come le piattaforme digitali stanno riprogettando la nostra vita. E provate di Pedemonte. L'autore si chiama Pedemonte, è pubblicato nel 2024, ecco, come le piattaforme digitali stanno riprogettando la nostra vita e riprogettando anche la nostra mente, cioè il nostro rapporto con la realtà, il nostro modo di rispondere anche agli stimoli che vengono. È un tema molto interessante, ma non devo fare conferenze. Comunque cercherò di essere socievole e di aiutare chi si occupa dei mezzi. Sulla presenza della Chiesa nel territorio, quindi le parrocchie, unità pastorali, c'è stato un cammino che proprio in questi giorni sto cercando di approfondire della diocesi. Già ieri ho avuto qualche informazione in proposito, domani con l'incontro con il presbiterio e altre. C'è stato questo cammino, chiaramente stiamo ripensando, come è capitato altre volte nella storia della Chiesa. Chi conosce un minimo di storia della Chiesa sa che la presenza delle realtà ecclesiali nel territorio è cambiata moltissimo nel corso dei secoli, dall'antica Pieve alla parrocchia tridentina, alla situazione precedente l'Unità d'Italia, con una presenza massiccia di ordini religiosi che di fatto erano loro il soggetto di pastorale, poi con la crisi dopo l'Unità, la ripresa demografica negli anni successivi alla prima
è la Seconda Guerra Mondiale. Tante parrocchie, lo sapete, sono nate dopo la Seconda Guerra Mondiale per rispondere a un bisogno demografico, di sviluppo. Ora siamo in una fase molto diversa da quella, dal punto di vista demografico, dal punto di vista economico, quindi dobbiamo ripensare anche la presenza, e questo ha anche degli effetti sul numero dei presbiteri, perché sono cose collegate, sia la demografia sia la secolarizzazione, cioè questi processi di uscita da un mondo in cui società civile e società cristiana sembravano quasi coincidere, oggi non è più così, quindi anche tutto. E una cosa ho detto ieri e ribadirò anche domani, che il criterio con cui si può andare, si andrà con calma, però in maniera abbastanza anche decisa, verso un ripensamento della presenza dei presbiteri, dei preti nel territorio, quindi parrocchie, unità pastorali, foranie, è la possibilità che i cristiani si radunino per celebrare l'Eucaristia come incontro con la parola e il dono che Gesù fa di se stesso nel sacramento del corpo e del sangue di Cristo, in maniera consapevole, fruttuosa, piena, cioè come indica il Concilio Vaticano II. Il riferimento di questo cambiamento che sarà è il Concilio Vaticano II e la ripresa del Concilio che si è avuta con San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Papa Francesco e Papa Leone. Siamo in cammino con la Chiesa italiana, con la Chiesa nel suo insieme, anche nel ripensare questo. Quindi non ho ricette, il Vescovo, sapete, porta il pastorale, che non è la bacchetta magica, ecco. Quindi ci vorrà del tempo, però ecco, il criterio è come celebrare la messa non come un rito che va da sé, ma come quel momento, quel tempo e quello spazio in cui la comunità si trova. Quindi è pensabile che ci siano anche momenti in cui le comunità vivono la loro esperienza di annuncio, di formazione, di carità, e poi un momento in cui ci si incontra per celebrare assieme l'Eucaristia con le varie forme di ministeri in maniera. Ecco, questa è un po' la prospettiva, il riferimento, ma come meta. Sul modo concreto ci vorrà molto tempo e forse non basterà un episcopato. Io già non è che penso al mio successore perché voglio stare qua, ma non sono questioni. In un tempo, l'ho detto anche ieri, proprio perché viviamo tempi di cambiamenti profondi che incidono sulle persone, sul modo di ragionare, di muoversi, di occupare lo spazio e il tempo, non possiamo rispondere correndo, inseguendo i cambiamenti, non ce la faremo mai. I cambiamenti saranno sempre più veloci. Sentivo ieri un articolo, un video di Federico Rampini su Corriere della Sera, in cui parlava di ciò che sta capitando nella Silicon Valley sul trasporti, taxi senza conducente o altri sistemi, per dire che quello che sta capitando cambierà proprio il nostro modo di stare nel territorio. Ora, se noi rincorriamo con la fretta di trovare soluzioni, credo che faremo fatica a uscirne. Sarà interessante, ecco, ragionare assieme, anche aiutati, e qui chiudo, aiutati da voi, dalla lettura che voi come organi di informazione fate della situazione presente. Aiutate le nostre comunità anche a capire poi il cambiamento e a non pretendere sempre, subito, una risposta definitiva a problemi complessi. Dobbiamo educarci alla complessità. Un'ultima domanda, Claudia. Due domande abbiamo visto che lei non ha uno stemma, quindi in questa ottica di sobrietà non avrà neanche un segretario. No, ecco, lo stemma non serve, il segretario serve. C'è una segretaria, che è una addetta alla segreteria, che si occuperà, magari dopo verrà data una comunicazione anche ufficiale. Quindi quello che serve per fare il vescovo, la casa, persone, collaboratori, eccetera. Anche l'auto, senza auto
quindi c'è tutto quel computer, quello che serve per fare. Lo stemma non è necessario, è un'abitudine, un uso. Sinceramente altri non sono il primo a fare questa scelta, quindi non è originale. Mi sembrava che in questo momento l'idea, almeno a me, come Riccardo Battocchio, dà l'idea di una, adesso non voglio perché poi diventa sempre un giudizio, ma una forma di presentazione della figura del vescovo che ha criteri diversi da quelli che nella Chiesa oggi si usa. Quindi ho chiesto che un motto sì, perché serve a me prima di tutto a ricordare cosa sono qua a fare, ipse est pax nostra, Gesù è la nostra pace, la pace è quella interiore, quella esteriore, è un dono che siamo chiamati ad accogliere, quindi ipse est pax nostra è anche un'immagine che mi richiami questo, e l'agnello con la croce, quell'immagine che è spiegata nel libretto anche dell'ordinazione, quindi lo stemma. C'è posto, se ci sono anche degli stemmi vuoti qui, quindi eventualmente non è che da qualche parte ci sarà anche l'immagine che ricorda, spero che la diocesi pensi a mettere un'immagine che ricorda anche me come gli altri vescovi, ma per dire questo che sono in compagnia, sono uno dei tanti, vedete, chi si ricorda più di questo Giovanni che è stato vescovo dal 1405 al 413? Anch'io sarò uno di quelli che nessuno si ricorderà chi è, ma farà il suo come questo Giovanni ha fatto il suo compito, così il servizio, e se siamo qui oggi è anche grazie a questo signor Giovanni Vescovo che è stato qua per 8 anni in qualche modo e che ha fatto il suo mestiere. Ecco, questo per quanto riguarda lo stemma della segretaria. C'è un'altra domanda? Volevo chiedere, sono tempi difficili, l'ha detto benissimo, anche a Vittorio Veneto, gioventù, diciamo, un po' in crisi di valori, di scelte, turbolenta, baby gang, ecco, se lei ha idea in qualche modo di come recuperare qualche ragazzo alla vita, diciamo, civile più educata. L'unica idea che ho è quella di sostenere i tanti, sostenere come vescovo, quindi con la preghiera, che non è una cosa, un vescovo è qui per pregare, io ho detto il 25 che voglio pregare per questa diocesi, con la preghiera, con l'aiuto, con il consiglio, con sostegno, tante persone che si stanno occupando proprio di queste realtà. Sui tempi complicati c'è una frase del Coelho: non dire che i tempi passati erano migliori dei tempi presenti, perché questo discorso non è ispirato a saggezza. Ogni tempo ha le sue caratteristiche, li vediamo complessi perché ci siamo dentro, ma dico, non è che ciò che ha vissuto Vittorio Veneto tra il 1914 e il 1918 sia meno complicato di ciò che stiamo vivendo adesso. Quindi cerchiamo di essere anche un po' sobri nel definire sono tempi complessi in cui c'è la percezione forse maggiore della complessità, cioè del fatto che ogni evento è collegato agli altri, che non si può più pensare di tracciare dei confini netti, che ogni azione ha delle conseguenze. Quella complessità sì, ma non tanto come dato, ma come comprensione. Il mondo sia complesso da 13 miliardi di anni più o meno, lo sappiamo. Che noi abbiamo la percezione e forse anche la fatica di reggere questa complessità, sì, quindi si tratta di abituarci anche a reggere la complessità, e aiutando tutti gli agenti, tutte le realtà che dalla scuola, la famiglia, lo sport, al tempo libero, a tutti coloro, alla comunicazione. Ecco, vedere se insieme, ciascuno facendo la propria parte, è possibile creare quel clima che permetta non di non sbagliare, perché più o meno qualche sbaglio, più o meno, ma di essere aiutati quando si sbaglia, di essere corretti senza, tagliare fuori le persone, senza tagliare. Quindi grazie di questa domanda. Ultima domanda, Emanuela. Sì. Vediamo a suo agio, vero? Siamo contenti per questo. Le mie sono sempre domande amene. Curiosità, quando è venuto qui, la prima notte ha dormito bene, com'è l'atmosfera del castello, territorio, luci e ombre? Sono
curiosa, ma allora chiaramente occhi per vedere e quindi mi guardo attorno e insomma sarei proprio incosciente se non dicessi che siamo in un territorio bello, curato, molto antropizzato, non è un territorio selvaggio. Chiaramente la domanda è, ma ecco, tutta questa bellezza esterna corrisponde anche un'attenzione per le persone, se immagino, ma è un pensiero che mi viene, spero che quella cura che vedo per le viti sia anche un po' corrispondente alla cura per le persone, perché vedo dei vigneti che sono dei giardini, la casa stessa, ecco, la casa in cui abito, che è questa casa di spiritualità e cultura aperta a tante persone, il castello dice di una storia, ma dice anche di una cura. La bellezza aiuta, la bellezza se non è vissuta come fine a se stessa, quindi sono contento, a mio agio, perché sono fra persone che credo abbiano tutta la voglia di camminare insieme. Vengo da una storia anche che mi ha un po' attrezzato a stare con le persone. Io sarei di carattere un po' timido, ma nella vita poi uno si stimilizza. Poi l'esperienza romana, l'esperienza del sinodo, stare con i vescovi, con il Papa, quindi questo aiuta un po' anche. Le conferenze stampa, non è la prima conferenza stampa a cui partecipo, quelle del sinodo erano un po' più complicate per certi aspetti anche, e quindi ecco, in questo senso sono a mio agio. Poi vedo che in questi decenni la diocesi ha lavorato molto, come ho detto anche altre volte, è molto strutturata, nel senso buono, e quindi c'è la possibilità di affrontare le domande e la missione della Chiesa in maniera relativamente serena, purché non sia questa l'indifferenza. Ecco, magari questo può aiutare anche persone, anche diocesi che si trovano in situazioni più difficili. Ho dormito sempre, si dorme. All'inizio, quando sono arrivato da Roma, a Roma era un po' più caldo, qui era un po' più fresco, quindi l'unico problema è stato che lunedì mi sono trovato afono, lunedì 26 è un vescovo afono, non fa una bella figura, però poi sto recuperando, quindi l'unica difficoltà, non tanto il sonno grazie a Dio finora mi accompagna e spero che accompagni anche in futuro. Sono un altro flash, oltre a te, su questi primi giorni, gli incontri dei primi giorni, flash di un incontro che l'ha colpita particolarmente. Allora, proprio il primo, il lunedì mattina, il 26, appunto pur afono, con i presbiteri, con i preti della casa Immacolata di Lourdes a Conegliano, e poi la sera, sempre il lunedì, con la comunità del seminario. Quindi non è stato un gran ragionamento, ma è venuto un po' spontaneo, un po' le situazioni c'erano, per incontrare preti che hanno maturato un'esperienza di vita lunga e che si trovano in questo momento a dover di fatto offrire le loro sofferenze, la loro infermità, il non poter fare quello che magari fino a poco tempo fa riuscivano anche a fare, e a viverlo in una situazione come quella di una residenza sanitaria assistita. E questo i giovani, i seminaristi, quelli che stanno muovendo i primi passi, nella speranza che ci sia questo incontro. Una cosa che penso importante, ma per qualsiasi realtà diocesana, è creare questo incontro fra generazioni anche di preti, perché sono diverse i giovani, quelli dei primi anni di messa, poi i quarantenni, i 50-60enni, che la mia generazione, che forse ha vissuto momenti diversi da quelli da adesso, magari è un po' più preoccupata, e quelli che vanno verso il momento in cui occorre anche cambiare il modo di essere prete, accettando anche l'infermità, la malattia, non è facile. Mettere insieme tutto questo sarà una delle cure che cercherò di avere. Va bene, mi pare che possiamo concludere. Qui per ogni testata c'è una copia del volume. Mi pare che il titolo, che riprende il messaggio di Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni, condividete con mitezza la speranza, questo titolo dica anche un po' il clima che abbiamo vissuto quest'oggi,
E mi sento proprio di ringraziare tutti voi che siete venuti e avete partecipato, e in particolare il Vescovo Riccardo per la disponibilità e spontaneità con cui ha risposto. Possiamo concludere con una breve preghiera, poi ci sarà un piccolo rinfresco molto essenziale nell'altra stanza. Ecco. Un'immagine in esterno. Dopo vediamo se siamo. Ecco, diciamo un'Ave Maria, ma chiedendo anche che interceda oltre a Maria Santissima anche San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, e i nostri patroni San Tiziano e gli altri santi e beati della Chiesa di Vittorio Veneto. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. San Tiziano, prega per noi. San Francesco di Sales, prega per noi. Buon lavoro, che so che non manca, e ci vediamo. Non so, ecco, ringraziamo anche chi ha organizzato la Casa di Spiritualità e Cultura, che ha organizzato sia questo luogo che anche il piccolo rinfresco. Grazie, di qua.